È tornata a trovarci Maddalena Spagnolo, che è consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, buonasera. Parliamo di interventi che riguardano il tagliamento, perché sono stati fatti dei passi in avanti importanti. Di cosa si tratta? La novità che risale al 21 dicembre è l'adozione del piano di gestione del rischio alluvioni da parte dell'autorità distrettuale di bacino delle Alpi orientali. È un atto molto importante che dà delle previsioni, delle opere e soprattutto una mappatura del territorio che ci serve, viene utilizzata, insomma è necessaria per poi anche le possibilità edificatorie dei diversi comuni che sono interessati dal territorio, insomma, considerato. Quindi in particolare per quelli coinvolti dal tagliamento è assolutamente fondamentale. La novità di questo piano di bacino è che ha preso atto delle opere di messa in sicurezza che sono già state eseguite in maniera da rendere buona parte del territorio, che sostanzialmente aveva un'edificabilità molto, molto difficile, edificabili, insomma, cioè non ha bloccato, come poteva essere, l'attività edificatoria in molti comuni, per cui un atto veramente molto importante. Deve essere, le norme che prevede vengono poste in salvaguardia da quando l'avviso dell'adozione di questo piano viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dovrebbe succedere a breve. Questo ha anche un risvolto per la parte magari veneziana? Assolutamente. Penso a San Michele al Tagliamento, per esempio. Assolutamente, perché la zonizzazione ha preso atto anche delle opere che sono state fatte nel lato, insomma, veneto del Tagliamento. Inoltre sono anche cambiate proprio le norme di attuazione, perché la mappatura che rileva la pericolosità, appunto il rischio idraulico, adesso diciamo viene gestita, insomma, con delle norme di attuazione che non prevedono più gli stessi divieti che prevedevano in precedenza. Quindi non è cambiata soltanto la tipologia del territorio, Chiaro. di tanti territori, ma anche proprio la regolamentazione di queste norme. Anche perché con il discorso dei cambiamenti climatici e anche il tema delle esondazioni, anche il tagliamento è chiaramente al centro, come altri corsi d'acqua, di un monitoraggio costante. So che Veneto e Friuli Venezia Giulia da tempo stanno collaborando su questo. Assolutamente, lo devono anche fare dal punto di vista normativo, e diciamo che il fiume Tagliamento comunque scorre per la maggior parte in Friuli. Chiaro. E lì insieme a tutte le opere del basso corso del fiume sono anche previste dal piano di gestione del rischio alluvioni precisamente le opere da fare a monte, con anche una determinazione temporale molto precisa, ovvero i primi 3 anni per la progettazione e i secondi 3 anni per la realizzazione di questa opera di trattenimento delle acque in eccesso rispetto a quelle chiaro. che nei nostri territori si possono gestire, che insomma abbiamo dei tempi molto precisi e anche delle opere molto precise. Ci sono zone basse che vanno in difficoltà, insomma. Questo è il caso di dirlo. Diciamo, le opere di messa in sicurezza del tagliamento sono fondamentali, poi non dobbiamo neanche dimenticare però che spesso i nostri territori stanno al di sotto del livello del mare, per cui c'è tutta un'altra serie di opere idrauliche che sono necessarie proprio per non andare sotto comunque, indipendentemente dal tagliamento. E sono stata recentemente anche presso il consorzio di bonifica della pianura friulana, dove sono stati illustrati, insomma, tutta una serie di lavori che vengono portati avanti anche da questo punto di vista, quindi continuano i lavori di messa in sicurezza del tagliamento, soprattutto con le diaframmature degli argini, e anche, insomma, tutte le altre opere per riuscire a non andare sotto acqua. Ci torneremo perché è un tema molto sentito, ovviamente anche nella parte udinese e friulana, ma soprattutto anche in quella
veneziana, perché va bene il tagliamento, ma per esempio c'è anche il discorso dell'Ivenza, poi il discorso del Piave, il Basso Piave, lo stesso Porto Gurarese con il Lemene, insomma è un argomento complesso. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buonasera. Linea Pordenone.